aspettative sono sicuramente il bacino scolante in Laguna di Venezia, con la legge speciale per Venezia, ha fatto decollare questo tipo di investimento, è sicuramente importante, ha una riduzione dei nitrati e degli apporti del 70%, e le realtà più importanti sono sicuramente le due cave di Noale per 38 ettari e Cadimezzo con 29 ettari. Cosa pensiamo di fare, cosa dobbiamo fare? Credo che la fitodepurazione diventi sempre di più uno strumento importante da portare anche in altri ambiti, non solo bacino scolante, per poter permettere così ai consorzi di poter usare quest'acqua depurata, fitodepurata, per anche l'uso e per aumentare l'uso irriguo di quest'acqua. Buttare, fra parentesi, a mare questa grande quantità d'acqua, con la necessità d'acqua che oggi c'è dopo una stagione irrigua come il 2015, una stagione siccitosa come il 2015, credo sia un vero peccato. Quindi i consorzi di bonifica si candidano a gestire questa grossa parte di acqua fitodepurata per poi riutilizzarla nell'agricoltura per produrre cibo di qualità, per produrre cibo in salute, per produrre cibo buono e soprattutto per produrre economia. L'agricoltura veneta è uno dei fiori all'occhiello del nostro export, per cui credo sia importante continuare ad investire in questo sistema, in questo modo.